dire cambiare sistema, sì, sono rabbioso, non mi piace qua e là, però il cambiamento se qualcosa che può creare, magari mi crea problemi, non so, e lì abbiamo anche da rendersi conto che non è solo a noi altri che capita, succede che ci dei paesi nuovi che vengono creati nel mondo in maniera pacifica e legale. E in Europa, pensiamo alla Groenlandia, che ha 60.000 abitanti, se diventa indipendente dalla Danimarca, che ne ha 5 milioni, il Montenegro, ma anche guardando gli anni 90, Lituania, Estonia, Lettonia, e se tutti i paesi che lo hanno fatto, e comunque ne conviene fare, perché non vuol dire tagliare i ponti con lo Stato italiano, non vuol dire tagliare i ponti con l'Emilia Romagna, con la Toscana, con la Sicilia. Cioè, siamo comunque in Europa, non è che volevo mettere dogane e frontiere perché non mi piace, ne sta antipatici. Cioè, come impresa voglio comunque vendere nelle Marche il mio prodotto. Se mi faccio scarpe mi voglio vendere nel mondo, quindi parliamo comunque di essere in Europa senza frontiere commerciali, vendo nel mondo. Vuol dire che al supermercato mi compro comunque le arance siciliane, vuol dire che d'estate voglio in vacanze in Puglia comunque, cioè da quel punto di vista lì non cambia assolutamente niente, cioè non cambia assolutamente niente perché comunque è semplicemente un cambio amministrativo, cioè prima che do tutti i skate là e dopo che vado là per favore dammi il Rio 4 fregoli. Adesso invece li tengo tutto qua. Per il resto non cambia niente, l'unica roba magari, lo dico sempre, alcuni che sentivo, l'unica roba che potrebbe essere che quando che ti attraversi il Po, non che sei frontiere così, ti arriva un SMS dalla Vodafone. Benvenuto in Vodafone Veneto. Ecco, quindi quello potrebbe essere. Però se già così, perché se te vai in Slovenia o se te vai in Austria, non che sei frontiere, te va, è come andare in Lombardia. Cioè, se come andare in un'altra regione, dopo là te paghi il 20% delle tasse, dopo là la benzina costa il 30% del banco, perché è uno Stato indipendente e loro si amministra le loro risorse, e ha un governo che è più vicino alla cittadinanza, perché se così, se un fatto statistico che i paesi di dimensioni umane se amministra meglio e ha la cittadinanza più ricca, perché se guardiamo in Europa occidentale, e mettiamo in fila i paesi dove mediamente i cittadini sta meglio, ci accorgiamo che non sei in Germania, non sei in Francia, non sei in Inghilterra, cioè i paesi di dimensioni grandi, 60 milioni di abitanti, 80 milioni di abitanti, ha la cittadinanza che è mediamente più povera, manco ricca, dei paesi tipo la Danimarca, l'Olanda, la Svezia che ha 10 milioni di abitanti, è grande come la Lombardia, la Finlandia che ha 5 milioni di abitanti, è grande come il Veneto, cioè la Finlandia è là al nord che ha il 60% del mercato dei telefonini, cioè là ha la Nokia, praticamente ha quasi un monopolio sul mercato dei telefonini e 5 milioni di abitanti. Non sai perché c'è uno stato piccolo che può vendere telefonini solo in Finlandia, vende tutto il mondo. Quindi quello potrebbe essere il Veneto. E dopo quello che mi piace, adesso non mi ricordo chi che ha detto che probabilmente anche la Sicilia o anche altre regioni le staria meglio. Anche quello è vero, cioè non è un gioco somma zero dove sì, noi altri paghiamo tanto, quegli altri riceve, quindi se noi altri staremo meglio perché abbiamo tutte queste risorse, questi miliardi di euro in più, vuol dire che qualcheduno che manca e comunque dopo si troverà meglio, per peso. Non è assolutamente vero perché che se esempi che è successo. Tutti qua si ricorderà che 18 anni fa che c'era la Cecoslovacchia, c'era uno stato anomalo perché c'era bislungo, come l'Italia è uno stato bislungo, loro erano in orizzontale, noi altri in verticale. Comunque ha deciso in maniera pacifica e legale nel 93 di fare la Repubblica Ceca e di fare la Slovacchia. La Repubblica Ceca, i cechi erano più ricchi, i slovacchi erano più poveri, infatti anche in tante cose, tipo il debito pubblico, che ha diviso 2 terzi se latini cechi, 1 terzo se latini slovacchi.
Dal 93, quindi in 18 anni, intanto i rapporti commerciali fra i cechi e slovacchi sono aumentati, cioè è aumentato il commercio fra la Repubblica Ceca e la Slovacchia, non solo perché è cresciuto, ma anche in percentuale al loro PIL, al loro reddito nazionale, è aumentato il commercio, cioè il commercio di più i due stati che quando che era all'interno dello Stato unico. Ma la roba più interessante è che la Slovacchia mediamente è cresciuta tanto di più della Repubblica Ceca, cioè i più poveretti della Cecoslovacchia si sta più avvantaggiata da questa scissione che i cechi. Quindi potrebbe essere benissimo che una Sicilia indipendente, che comunque anche loro ha 5 milioni di abitanti, i saraboni, cioè senza la droga dell'assistenzialismo, perché comunque cioè noi altri con tutti questi schei siamo a finanziare la loro povertà, perché siamo a dare delle risorse che li mantiene in un sistema feudale di vassallaggio dove da essere in questo sistema piramidale con a capo i boss per avere qualcosa. Cioè in una Sicilia indipendente potrebbe benissimo capitare come Cipro, cioè non è perché è in periferia dell'Europa allora è svantaggiato perché è distanti da Monaco, da Francoforte, eccetera, eccetera. Cipro, che è ancora più distante, ha il tasso di crescita più alto di tutta Europa. E si gestisce loro, Ryanair e le banche, così, tasse basse, e cresce. Cioè, quindi questo è sicuramente una possibilità. Allora, tornando, facendo un passo indietro, perché ho descritto quanto è bello che sarebbe se siamo indipendenti, eccetera, eccetera, rimane appunto il concreto che quando ti c'è il volantino e ti vai al banchetto ti dice impossibile, oppure non è abbastanza, cioè è massa estremo come concetto, ma era sì, non capivo tutti i discorsi. E appunto il grossissimo errore, proprio l'errore fatale, che tanti vedi, dice, beh, insomma, tanto l'autonomia potrebbe essere un passo intermedio, no? Un passo intermedio e dopo ti arrivi all'indipendenza. Quindi tanto prima il federalismo, gli statuti speciali, le devolution, tutte queste balle, perché qui lì noi passi intermedi, dei vicoli ciechi. Okay? Cioè dei vicoli ciechi che ti distanzia dall'unica soluzione che è appunto un percorso pacifico e legale, cioè con monitoraggio internazionale, cioè con il mondo intero che ti supporta. È un vicolo cieco pensare che tramite, e quando parlo di federalismo parlo del vero federalismo, perché la riforma che hai appena fatto è una riforma centralista, cioè per federalismo quando uno pensa alla Svizzera vuol dire che a livello locale c'è potere politico, cioè il potere politico è diverso che amministrazione, cioè perché adesso per amministrazione si dice voglio fare il presidente della provincia e mi dice quanti schei che mi arriva e mi amministro. Se te mi dai 0 schei mi amministro 0 schei oppure taglio e impoverisco le cose. Quello è l'amministrazione. Potere politico è dire no, le tasse massa alte le sbasso. Okay. Quindi quello è quello che succede in veri paesi federali, cioè che tasse indirette di poliva che ogni provincia, ogni comune controlla e si fa anche competizione fra di loro, rendendo anche il servizio pubblico più efficiente, perché se ti competi con altri te sbassi. Quindi tutte questi, cioè, è un vicolo cieco, perché è impossibile da attuare questo tipo di riforme, perché è riforme dello Stato italiano. Cioè, quindi per riformare lo Stato italiano, chi è che ha l'autorità per riformare lo Stato italiano? Giustamente è il Parlamento italiano, perché lo Stato è l'Italia e l'organo che governa l'Italia è il Parlamento, quindi è tutti i percorsi che devono essere approvati allo Stato italiano. Quindi provai a pensare, cioè, quando che pensiamo chi che paga più di quanto che riceve, c'è una grossa minoranza. La maggior parte parliamo di Veneto e di Lombardia, cioè quelli che pagano di più.
nel Santa anche Piemonte, Emilia Romagna, però il grosso è Veneto e Lombardia che i paga per tutti, però è una minoranza numerica e che c'è una maggioranza che riceve di più. Quindi ti puoi immaginare il parlamentare calabrese, il parlamentare pugliese che dice sì, te hai ragione, c'è parte 20 miliardi di massa, voto per darti l'indrio. È impossibile, è come l'esempio dei 3 uomini in barca, dove uno che rema, quegli altri che c'è per il sole. A un certo punto quello che rema dice boh, basta, su stufo, su stracco, tocca a qualcun altro, gli altri due si sveglia e si alza più, beh, benissimo, siamo in democrazia, rivotemo per chi da continuare a remare. Cioè, se te sei in minoranza, non te vai fuori. Quindi, per questo cercare una riforma dello Stato italiano, nella situazione in cui ci troviamo, è un'impossibilità, è politicamente impossibile. Quindi per questo noi altri proponemo Veneto Stato, che è un programma che è riassunto nel nostro nome, che è semplicemente dire non avevamo da andare a Roma, cioè io non sono qua per dire ah no, la Lega ha sbagliato, i corrotti, il poltrone, eccetera, eccetera, che va che mi sono là e sono bravo così. No, lo sbaglio madornale è di cercare di riformare uno Stato dove è impossibile per ragioni numeriche. Cioè lo sbaglio è andare a Roma a cercare una soluzione a Roma. Quello è stato lo sbaglio della Lega, quello è lo sbaglio di qualsiasi politico che in buona fede, si spera, ti fa tutte queste promesse dicendo mi va a Roma e ti riporterò in Dio qualcosa. Cioè è proprio sbagliato il concetto di dire voilà a essere una minoranza e darti qualcosa in Dio. Insomma, io ho sentito la testimonianza dei Guadagnini, ma che c'è un sacco di altri esempi, tipo i bellunesi che voleva passare nel Trentino, 17.000 firme, niente da fare, che ha detto di no. Ti puoi andare là anche con 5 milioni di firme, i poteri lo galori. Invece il nostro progetto del Veneto Stato, che avevo da pensare, noi altri non siamo delle vacche, cioè non siamo proprietari di qualcun altro, noi altri siamo cittadini e come cittadini, secondo i trattati internazionali, che avevamo noi altri da decidere se far parte dello Stato o no. Cioè se, come che diceva giustamente Antonio, mi pago per ricevere un servizio in Dio. Se pago e non ricevo il servizio in Dio, io sono libero di dire, boh, allora mi arrangio o tolgo un altro servizio. Questo è il concetto di Veneto Stato. Grazie.